Voghera, stazione di Voghera. Qui si arriva da dappertutto, per dappertutto. Siamo sulla Torino-Piacenza, si arriva da Milano, da Genova, più o meno in un'ora. Il mio viaggio nell'oltrepo pavese sarà un itinerario tra paesaggi, persone, prodotti tipici e sarà un vero slow tour che parte proprio da Voghera. Voghera, Piazza del Duomo, e ci passano tutti, ma ci sono passati tutti da Voghera. Hanno cominciato gli Iberici e poi i Celti e quindi i Liguri Iriati, si chiamavano così, da cui Iria è l'antico nome della cittadina, Iriati e anche Irati contro i Romani, perché sono ovviamente arrivati qui anche i Romani, ma poi c'è stato Carlo Magno, insomma ci sono passati un po' tutti e ci passavano anche perché Voghera era sulla Via del Sale, era una tappa importante della Via del Sale che partiva da Genova ed era anche una tappa importantissima per i pellegrini che venivano e andavano dalla Terra Santa. Non a caso qui nel Duomo dedicato a San Lorenzo c'è una reliquia importantissima, la Sacra Spina. Ma in questa zona di spine poi ne parliamo. Uno dice Voghera e immediatamente pensa la casalinga di Voghera. È diventata una figura emblematica. Ma cosa voglio dire? Chi è la casalinga di Voghera? Tutto nasce nel 1966. Il servizio Opinioni RAI fa un'indagine presso le varie categorie socioculturali italiane per vedere come comprendono le parole difficili, eccetera. Ed effettivamente l'ultima ad arrivare in questa classifica è stata la casalinga di Voghera. Insomma, casalinga di Voghera è diventato un po' l'emblema della persona di bassa cultura, che si tiene poco informata, eccetera, eccetera. Ma è ancora così? Lo chiedo alla signora Paola, eccola qua. Lei è la presidente dell'associazione Casalinghe di Voghera, esatto, che è stata, come dire, implementata nel 1996. 96, sì. Il prossimo anno facciamo 20 anni di associazione. Per esempio la signora, in qualità di rappresentante delle casalinghe, è un'esperta di spesa. Di spesa, sì. Quello è la cosa principale noi, perché con la famiglia proprio il cibo è diventato una cosa e di questi tempi bisogna stare attenti a fare la spesa sia con la qualità che col prezzo. Noi ad esempio qua a Voghera ci sono gli orti sociali e noi andiamo a fare la spesa lì, perché abbiamo le cose genuine e un prezzo buono. Guardi, noi che bello. abbiamo indetto nel 99 un concorso della cucina che non c'è più, le ricette delle nostre nonne, delle nostre zie. Sta girando il mondo questo libro. Alla faccia della casalinga di Voghera che dovrebbe chiudersi in casa. No, ma nel I senso... tempi sono cambiati. Sì. Scusa. Qua Paola, ti do del tu ormai. Sì, siamo amici. Ma sì. Pagina 42, peperoni gustosi e peperoni invernali. Ingredienti, 5 kg di peperoni vogheresi. Cosa sono questi peperoni vogheresi? Il peperone di Voghera è una qualità diversa dalle altre. E sa che la qualità che ha questo peperone è digeribile. Guardi, noi abbiamo provato, abbiamo fatto delle giornate del peperone. La casalinga è digeribile, subito ha capito che io il peperone normalmente non lo digerisco. La casalinga di Voghera, la casalinga in generale, è la memoria storica del linguaggio, delle ricette, delle tradizioni. Guarda mo'. Allora vado agli orti sociali e devo andare a vedere com'è questo famoso peperone vogherese. Di Voghera. Grazie. Ciao. Per andare agli orti sociali basta prendere la ciclabile e in pochi minuti dal centro di Voghera si arriva alla Cascina Palazzina. Moreno. Lui è Moreno, che non farebbe di mestiere l'agricoltore, il contadino, giusto? No, faccio altro. Lui lavora alla Caritas, diciamo. Ma questo è il terreno di tuo nonno. Di mio nonno.
un'azienda agricola storica di Voghera, Sì. che mio nonno ha sempre fatto l'ortolano, Eh? e abbiamo ripreso l'azienda in mano lo scorso anno aprendola, però con uno stampo un po' diverso, perché abbiamo unito due mondi, quello dell'agricoltura e quello del sociale. Cioè, quindi voi fate lavorare qua dei ragazzi, si dicono svantaggiati, ragazzi difficili. Sì, e vengono qua a fare esperienze lavorative e soprattutto un reinserimento sociale nella società. Perché qua attorno c'è Voghera, la gente viene, acquista a chilometro zero i vostri prodotti. Sì, qui noi facciamo proprio l'agricoltura tradizionale, quello che facevano i miei nonni. Sì. Cioè sostanzialmente un'agricoltura Suo seconda nonno mi stagione. raccontano che andava in giro fino a 30-40 anni fa proprio col carrettino. Col cavallo portava la frutta e la verdura al mercato coperto, noi chiamavamo al mercato coperto. E qui un turista può venire perché trova direttamente dalla terra il prodotto tipico, il famoso peperone di Voghera. Sì, proprio così. Ecco, so che c'è un esperto di peperoni, là? Là in fondo, sì, grazie, Ciao, grazie a te. ciao, Ciao, Moreno. ciao, ciao. Gianluca, Sono io. oh, fatti vedere Ciao, qua, Patrizio. sei tu il gran sacerdote del peperone di Voghera. Grazie per questo onore. I coltivatori Allora, soprattutto. puoi appoggiarlo un attimo perché... Allora, lui è di Slow Food. Slow Food ha messo nell'arca dei prodotti che vanno preservati il peperone di Voghera. Assolutamente. Si tratta di un prodotto che nel territorio, secondo alcuni documenti, era coltivato già dalla metà dell'Ottocento. Il momento di maggior popolarità l'ha vissuto a cavallo degli inizi del Novecento fino agli anni 40, poi andando verso gli anni 50 purtroppo una malattia ha attaccato il peperone distruggendo tante coltivazioni. Ecco, fammelo vedere questo peperone. Sì, Eccolo. guarda. Eh. Allora, abbiamo preso un'altra varietà anche per poterlo confrontare. Eh. Si tratta di un peperone che presenta 4 costolature tendenzialmente. 4 costolature. 4 costolature. 1, 2, 3, 4. Si tratta di un peperone, come vediamo dal colore, verde, ma è un verde tenue, in quanto questo verde tenue ha dato il nome anche presso la Volgata di Pivron Bianca di Voghera, cioè peperone che bella bianco. lingua! Ripeti, Pivron Bianca di Voghera. Pivron Bianca di Voghera. Ah, va bene. Eccolo qua, maturo. E a mano ancora può avere dei riflessi come questo che tendono all'aranciato. Eccolo qua in tutte le sue sfaccettature. Sotto a 3 è trilobato, sopra è quadrilobato, è piccolino. Questo vediamo. diciamo è un peperone normale Sì, un e altro. questo è il peperone di Voghera. Bene, ascolta, allora a proposito di caratteristiche del prodotto. Questo tipo di peperone è un peperone che è altamente digeribile, contiene molti zuccheri e poca acqua. Questa è una delle caratteristiche di questo peperone. Può andare in agrodolce, viene fatto con la mostarda, con ricette anche con cipolle e pinoli, e quindi può essere sia un antipasto che accompagnarlo come secondo. Ti ringrazio molto. stato un piacere. Posso tenere questo peperone? Ma assolutamente. Non lo mangio crudo, perché vabbè che è digeribile, ma non vorrei esagerare. Io continuo il mio itinerario qui nell'Oltrepo. Ciao, grazie. Ciao Patrizio. Da Voghera a Rivanazzano sono 7 chilometri, ma c'è questa bella ciclabile e intanto uno guarda anche il panorama dell'Oltrepo, che è bellissimo, guarda, ci sono queste colline e poi montagne ad acquerello che si perdono all'orizzonte e qui la pianura, perché questa è la caratteristica del paesaggio dell'Oltrepo e anche del territorio dell'Oltrepo. Alt! Paolo Gramigna, assessore mobile, cioè alla mobilità della provincia di Pavia? Sì, sono io. Perfetto, l'ho trovato.
Questa è una Greenway. Cos'è una Greenway? È una via verde che parte da Voghera e arriva a Salice Terme, passando per le verdi campagne dell'Oltrepo Pavese. Ma com'è che è così dritta questa ciclabile? È così perfetta? Non ha, diciamo, dislivelli? Questa era una ferrovia progettata nel 24 da Ernesto Besenzani, che è realizzata nel 31 ed in funzione fino al 1966. Questo è un casello della vecchia ferrovia Voghera-Varzi che proprio oggi diventa bar-ristorante. Quindi è un bel esempio di attività che rinascono, come altre ne sono rinate. Ma che tipo di turista passa qui per la ciclabile, di la verità? Adesso da pochi mesi c'è un interesse anche sovraterritoriale, cominciamo a vedere gente che da altri territori arriva a Voghera col treno, qui c'è un esempio di intermodalità, c'è la velostazione che a presto verrà dotata di biciclette. Velostazione? Esattamente, velostazione. Cioè vicino alla stazione dei treni, la stazione delle biciclette? Delle biciclette. L'idea è proprio quella di portare la gente a partire da Voghera, affittare la bicicletta e portarla lungo questa dorsale verde. Soprattutto stranieri. Speriamo. Senti, vado bene per Rivanazzano? No, Rivanazzano devi andare dall'altra parte, devi andare in salita. Ma dai, Qua ero vai dalla verso- parte sbagliata. qua vai verso Voghera. È un tipico, con permesso. Allora, Rivanazzano. Erano 7 chilometri, ma ne ho fatti 2 sbagliati, quindi diventeranno 11, ma su questa ciclabile sarà un piacere. Ciao, grazie. Ciao! Stavo studiando un po' i toponimi, perché i nomi sono interessanti. Ecco, eccolo qua, guardalo, questo è il famoso Staffora. Ma che bello, è piccolino in questa stagione, però ricco di biodiversità. Mi dicono che qui ci sono ancora i gamberi di fiume, che sono segno di grande biodiversità e di grande salute delle acque, e c'è anche un altro pesciolino, la lasca, no, non la lasca, la lasca, ecco, mi sembra evidente. E dove siamo? Siamo a Rivanazzano. 2 paesi in uno, Riva in basso, Nazzano in alto, Rivanazzano Terme, quindi vuole dire che da queste parti ci sono le terme. Quella là è la torre di Rivanazzano, è del 1400, alta 19 metri, ma quante ne so. E anche questa qui è interessante. Qui posso ricaricare la mia bicicletta elettrica a pedalata assistita. Guarda, tra l'altro, questa è una stazione di bike sharing, è inglese, vuole dire bicicletta in comune, potevo anche affittarla qui, averlo saputo. Comunque adesso alimento la bicicletta e magari alimento anche me stesso, è l'ora giusta. Il turista viaggiatore ha l'obbligo di documentarsi e la parola d'ordine è assaggiando si impara, un territorio va assaggiato nei suoi piatti tipici. Allora ecco qua, questa è una torta di zucca, torta salata di zucca, buona, buonissima, con mostarda di Voghera. Questo invece è un'altra torta salata, è una torta di riso, naturalmente nessuno dimentica che la zona è una zona votata al riso. Il tutto può essere innaffiabile. Pinot Rosé tipico dell'Oltrepo Pavese, con permesso, bollicine buonissime. Adesso veniamo a questo, il piatto forte. Questo è merluzzo con cipolla di Breme e uvetta. Un misto di sapori che in qualche modo rappresenta il territorio, le sue tradizioni e anche le sue importazioni, in questo caso il merluzzo. Tutto questo è opera della signora Piera. Mi sa che poi vado in cucina a disturbarla.
Signora Piera, suppongo, Sì, questo che lei sta facendo, il merluzzo, il merluzzo è un piatto tipico della nostra valle Sì. e io lo propongo anche perché fa parte della cena delle 7 cene, che erano 7 portate di magro. la cena delle 7 cene è un bellissimo titolo. Sì. Mi piace. Quando si fa questa cena? All'antivigilia di Natale. Ah. È un piatto abbastanza semplice, una volta dissalato si asciuga bene. La cipolla è una cipolla particolare. Sì, è la cipolla che viene prodotta a Breme e siccome è di un rosa un po' delicato che mettendola poi in padella perderebbe un po' Sì. il suo colore, quindi abbiamo accentuato questa colorazione con il Bonarda. Oh. E quindi qua siamo arrivati, allora non è mica tanto difficile. No, non è difficile, adesso stiamo scottando leggermente da tutte e due le parti il merluzzo, poi la cottura finale viene fatta nel forno. Ah, ecco, non è poi così semplice, c'è anche tutta questa... Senta signora, un'ultima domanda. Dica. Come definirebbe lei la cucina tipica dell'Oltrepo? È una cucina legata molto ai prodotti nostri. Abbiamo la fortuna di vivere in un contesto veramente sano. Pensi che è stata giudicata questa zona, tutta la valle, la meno inquinata della Lombardia. Quindi ci sono parecchi giovani che hanno deciso di fermarsi qui, specialmente su nell'Appennino, per la coltivazione, per l'allevamento. E quindi è bene questo. Insomma, Adesso- coltivare di più le vostre radici. Sì, esatto. Cosa fa? La mette lì? Sì, aggiungo la la mette lì e cipolla poi la mette là? e poi la metto là. Così Togliere. insaporisco la cipolla con il fondo del merluzzo, Adesso aggiunge l'uvetta. aggiungo l'uvetta. La cipolla di Breme che caratteristiche particolari ha? Dunque, è ricca di antociani perché proprio per questi colori Gli che ha. antociani sono antiossidanti. Esatto. La bravo. signora si mantiene così bella perché mangia molti antociani, giusto? Non approfondiamo il discorso. Va bene. Aggiungo un pochino di aceto di mele, un pochino di sale e un pochino di zucchero. Ah, proprio un agrodolce. Sì, che rispecchia un po' Fino in il fondo. piatto, i vecchi piatti di una volta, insomma. Erano Siamo una all'ultima volta. fase, lei Es- sta mettendo la cipolla con Certo. l'uvetta in agrodolce. Ok, e poi dopodiché anche si per- mette, nel si forno. mette in forno E 20 minuti ed è pronto. adesso bisogna dirlo, gli chef o i cuochi come la signora sono i nuovi intellettuali che interpretano il genius loci e lo spirito di un territorio, lo tramandano e, come dire, lo raccontano a 360 gradi. Che siamo presuntuosi noi del selvatico, nel senso che Selvatico è il cognome. è il cognome Ok. della famiglia di mio marito che hanno aperto questo locale all'inizio del Novecento. Proprio per questo motivo la mia famiglia personale è dal 1756 che arriva a Nazzano. La famiglia di mio marito è dalla metà dell'Ottocento, quindi ci sentiamo i padroni di casa. E quindi quando viene qualcuno siamo ben lieti di raccontare tutto quello che sappiamo e tutto quello che può valorizzare, no? Quello che abbiamo che purtroppo pochi conoscono perché è un po' dimenticato il nostro Oltrepo. Lo ripeto, assaggiando si impara. Sì. E se venite qui nell'Oltrepo, a Rivanazzano, presentatevi ai padroni di casa, che vi va fatta bene. Grazie signora, io torno, ma mani di cuoca. Grazie. Torno perché poi c'è un dolce. Vabbè, comunque questo è un altro discorso. Grazie mille. Itinerario nell'Oltrepo pavese. Beh, ma se uno vuole stare tranquillo nella natura, diciamo in questa media montagna e alta campagna, siamo a poco meno di 700 metri sul livello del mare, cosa c'è di meglio di questa situazione? Quello è l'eremo, l'abbazia di Sant'Alberto di Butrio. Qui si può trovare, come dire, vitto, alloggio e ricreazione artistico-spirituale. Guarda, qua tutta una serie di cartelli che indicano passeggiate, gite, escursioni e il motto dell'abbazia è natura, meditazione e pace, storia
arte e fede. Buongiorno. Padre Luigi? Una mezza specie. Buongiorno, tenga pure i guantini. Come funziona qua? Dai. Che cosa? Come funziona? Cioè, se uno arriva qui Beh, e cosa può fare? Se ha fame? se ha fame deve portarsi da mangiare. Se ha sete ci sono le macchinette qua. Però io posso arrivare qua, che ho il mio picnic, Sì. me lo mangio Ma qua. ieri era pieno di gente, ieri. E cioè chi era? Nella notte hanno dormito gli scout. Qua dentro? Col sacco a pelo. Ma dai! Sì, sempre, spesso. Eh. Nel pomeriggio c'era un 45esimo di matrimonio che hanno fatto festa qui. Come funziona? Uno poi paga, cosa fa? No? Mi basterebbe che lasciano pulito. Mi basterebbe quello. Va Grazie, bene, prego. Grazie prego. mille. Arrivederci. Siamo nel 1030. Sant'Alberto guarisce il figlio sordomuto di un malaspina e il malaspina costruisce il primo, diciamo così, la prima parte dell'abbazia e del convento. E poi il convento si espande, funziona. Qui c'è stato anche il famoso Don Orione e poi frate Ave Maria e adesso eccolo qua, perfettamente conservato, perfettamente restaurato. E qui l'eremo produce anche cera, miele, idromiele, prodotti delle api. L'eremo di Sant'Alberto segue da secoli la regola ora et labora, cioè un equilibrio tra spirito e lavoro, che in realtà ha salvaguardato nei secoli territori dell'Oltrepo pavese che in passato sono state mete di turisti molto speciali. Ciao, Patrizio. Allora, ho capito bene che Sì, qua sì. c'è stato addirittura Dante Alighieri e Federico Alighieri, Barbarossa. cioè, almeno li fanno passare, quindi. Solo che oltre ad Alighieri e a Barbarossa ci potrei stare anch'io, cioè voi fate anche ospitalità Sì. per i pellegrini, turisti, escursionisti. Sì, abbiamo pochi posti perché l'abbazia è piccola, quindi, ma tutto l'anno una piccola presenza c'è. Però noi diamo pranzo e cena, la colazione ognuno se la fa da sé, per qualche giorno di riposo, preghiera, relax, fede e natura, tutto quello che si vuole. Ma gli affreschi che ci sono dentro, cosa mi Gli dici? Che sono di grande allora, valore? abbiamo la data 1484, non si sa l'autore. Comunque rappresentano il miracolo di Sant'Alberto. C'è il miracolo di Sant'Alberto proprio nella sua cappella dove è la tomba del 1073 e l'affresco è già di secoli dopo, no? Quindi 1484, di una tradizione tramandata sempre oralmente di questa trasformazione di acqua in vino alla mensa di Papa Alessandro II. No? Sarà un caso che siamo in Oltrepo dove il vino va forte e anche già i primi miracoli anticipavano questa vocazione del Può posto. essere una profezia di Esatto. te. Io ringrazio molto. Bene. Mi sa che tornerò a dormire là, come dice il tuo fratello, Luigi. a mangiare e a dormire. Va bene, grazie, Grazie. grazie mille. Ciao. Dall'abbazia di Sant'Alberto, che era in Val Staffora, sono passato pochissimi chilometri in Val di Nizza, verso il castello di Oramala. Eccolo qua il castello di Oramala. Siamo sempre attorno al 1000-1100 e c'entrano sempre i Malaspina, però alla fine del 1400 è stato modificato, è stato fortificato il torrione dei muri pari di 2,5 metri. Perché? Perché è arrivata l'artiglieria e quindi i castelli dovevano anche essere a prova di cannone. Il castello di Oramala era famoso perché qui venivano i trovatori provenzali.
C'è anche un fantasma, dicono. Molte volte mi sono tormentata pensando a un cavaliere che ho avuto. Sì, ci sono anche i fantasmi. Io sono Selvaggia d'Oramala, discendente dei Malaspina di questo castello, i Malaspina di Oramala. Ho capito. E... la vedo o non la vedo? Esiste o no? Esistiamo. Quella che è appena passata è Donna Genovese, la prima trovatrice che parla in dialetto genuino, quindi nell'antico italiano. Ah, quindi praticamente qui sarebbe nato il volgare, una lingua poetica ma comunque legata al popolo, è così? Qui nascono le canzò, componimenti fatti sia di musica che di parole. Sì. Infatti i trovatori, se oggi dovessero rinascere, probabilmente li chiameremo veramente cantautori, Sì. che componevano appunto queste canzoni, queste cansos, nel loro antico volgare, quindi in provenzale, poi anche in volgare italiano, e anche la loro musica. Vedo anche che lei ha il microfono, guarda, sono fantasmi tecnologici e moderni. Bene, no, cosa mi dice di questo castello? Chi è che ci è passato? In questo castello tantissimi personaggi sono passati, alcuni dicono addirittura che sia passato Dante. Diciamo che non è certo una sua venuta, ma sicuramente conosceva alcuni dei trovatori che celebrano anche la mia di bellezza. Trovatori quali Rimbaud de Vaqueiras, Rambaldo di Vaqueiras, che ha scritto appunto la canzò con la donna genovese. Altro personaggio importantissimo ospite di questo castello è stato Federico Barbarossa, che nel 1164 abbandona Pontremoli, è costretto a scappare e Obizzo Malaspina, mio antenato, qui lo ospita. Pare che Federico si sia inginocchiato proprio a questo pozzo e abbia pronunciato le parole «È proprio un'ora mala», da cui il nome del castello. Dai, questa è la fonte del nome, interessantissimo, storico. Ecco, senta, ma lei, Selvaggia, è sempre in servizio qui? Sempre in servizio, o meglio in servizio tutte le domeniche pomeriggio, dal Pasquetta, quindi da aprile più o meno, fino all'ultima settimana di ottobre, dalle 14 alle 18, alle 19 si chiude. Perfetto, a livello sindacale insomma Esatto. sono dei fantasmi organizzati. Mi dicono che in aprile qua c'è una manifestazione però particolare. In aprile qui c'è la grande apertura a Pasquetta, che è una grandissima giornata dove noi appunto inauguriamo il castello, inauguriamo la stagione, una domenica molto particolare, aperta a tutti, dove qui c'è musica, c'è ottimo cibo e appunto si aspetta la liberazione, si aspetta il 25 aprile. Perché insomma la storia qui non è solo il Barbarossa, ma anche una storia partigiana molto intensa. Ma vai che bello, il castello di Oramala. Tutto oltre Po Pavese. Siamo a Varzi. Varzi. Come? Varzi. Varzi, bisogna zi. Eleonora, cosa devo sapere io di questi vicoli, di queste stradine, di questi portici? Devi sapere che questo è l'impianto originario del borgo di Varzi. Varzi era il centro nevralgico dello smistamento delle merci che da Genova andavano verso la pianura, e questi portici un tempo erano il ricovero per i mercanti e per le carovane di merci appunto di coloro che passavano attraverso la via del sale. Ora poi con l'avvento dei nuovi mezzi di locomozione la funzione della via del sale... La via del sale si è esaurita, però è rimasta... È rimasto un percorso, diciamo, per fare delle escursioni, dei trekking molto, molto ambito e molto conosciuto. Ma sotto i portici di Varzi c'è un motivo in più per visitare l'Oltrepo Pavese. In queste cantinette in realtà viene conservato il famoso salame di Varzi, che è proprio un prodotto tipico che qui viene stagionato in maniera particolare dall'aria di questa zona. Anche perché qui in qualche modo l'Oltrepo Pavese si alza, no? Siamo in collina, a che altezza siamo? Non siamo in collina, siamo quasi in montagna. Ma quindi allora praticamente il crocicchio è Lombardia, Emilia, Piemonte e Liguria. Certo. Vabbè, un posto strategico. Senti, allora qui a Varzi... Varzi? Scusa, so che c'è un bellissimo castello. Dov'è il castello? Ti ci accompagno. Va bene, grazie. Molto volentieri.
Il castello risale a diverse epoche perché nel tempo è stato continuamente ricostruito e rimaneggiato. La torre è la parte più antica, mentre qui la facciata è del 1600-1700 circa. Va bene Eleonora, interessante, vado. Grazie Grazie a della lei. guida, visto che ci vuole la guida. Qui di Varzi. Varzi. Sì, ho Sì. capito. Ciao. Castello Malaspina di Varzi. Boh, interessantissimo. Chissà se nelle cantine vengono a stagionare il salame di Varzi. Questo è il piffero aerofono, è lo strumento tipico delle 4 province, Pavia, Alessandra, Genova e Piacenza. Notare il bocchino, è un musotto in canna a 8 fori, permette il tipico fraseggio masticato. Ma perché la penna di coda di gallo? La penna di coda di gallo serve per pulire l'ancia, viene utilizzata in questo modo, facendola passare molto delicatamente, appunto per pulirla. Allora, Andrea, Cesare e Claudio. Ecco, normalmente il piffero suona con una musa, che in questo caso è una musa senza corna, non è una cornamusa, ma assomiglia alla cornamusa. Ma qui in questo caso non solo hai 2 partner, ma suonano la fisarmonica. Questa è la nuova tradizione, tra l'altro la fisarmonica dal nome dell'inventore della fisarmonica che l'ha inventata appunto da queste parti. Insomma, voi fate parte di quel gruppo di sacerdoti che si sacrificano, voi suonate e gli altri ballano. Ognuno ha la propria vocazione. Io vi ringrazio, voi continuate a suonare, io continuo l'esplorazione di questo castello di Varzi. Con permesso, prego maestri. Proseguo nella mia indagine gastrostorica. A caccia di emozioni forti, cioè, dovrei dire meglio, di sapori forti. Buonasera, eccoli qua. Benissimo, Mario e Fabio. Mario, enologo, Fabio invece il presidente del consorzio. Posso farti un appunto? Del salame di Varzi. Togliere il budello prima di... Sì, no, ma ero qui apposta per capire, per documentare il vino. Persino un ignorante come me, Mario, sa benissimo che l'Oltrepo è famoso per il vino, tipo in collina. Qui in Oltrepo quasi 14.000 ettari coltivati a vigna e si produce Pinot Nero, Riesling, Barbera, Bonarda. Ma qua, che a Varzi siamo alti in Appennino, come siamo messi a vino? Beh, direi che siamo messi bene, storicamente molto bene, fin dai 600 d.C. con l'arrivo di un certo Colombano. 600 d.C.? Sì, allora, quindi... È storia strana, ma è storia. Ma da lui, i suoi discepoli per 300 anni, sempre abbati irlandesi, hanno avuto un terreno vastissimo che andava da Santa Maria della Versa fino a Torriglia, con tante vigne proprio in questa vallata. Quindi parliamo praticamente dell'Oltrepo alto, dell'Oltrepo alto collinare, direi quasi appenninico in assoluto. Bene. E sulla scia di questo diventa importantissima la strada del sale. Cosa c'entra la strada del sale col vino? Perché i commercianti liguri che venivano in questa zona a vendere spezie, sale e altri prodotti, sulla via di ritorno facevano il carico per portare il vino da loro. E qui erano nate queste cantinette, ancora oggi presenti e tramandate da padre in figlio per secoli e secoli. Queste cantinette erano luogo di produzione, luogo di commercio, di assaggio e diventavano spesso nella bella stagione un luogo di convivialità. Quindi il vino e il salame, prodotti tipici del territorio. Quindi non è cambiato niente, è ancora adesso così. E veniamo al salame. Al salame, scusa, qui ho preso, mi piace tanto a me questa parte del salame, scusa, è proprio è una meraviglia. Ma allora, questo è il salame di Varzi, famosissimo. Questo è il salame di Varzi. Ma qui a Varzi avete un salame, è una DOP, no?
Questo salame ha ricevuto riconoscimento europeo di OP già nell'89, è stato uno dei primi salumi in Italia ad avere questo riconoscimento. E a livello di stagionatura, cosa mi racconti di questo territorio? Come stagionatura qui abbiamo una peculiarità che è quella del microclima che si crea perché le correnti di aria che arrivano dalla Liguria rendono questa valle sempre molto ben ventilata e questo favorisce l'asciugatura e la stagionatura del prodotto e questo storicamente riusciva ad avere ottimi risultati in questa zona. La sua storia è legata anche alla Via del Sale, non viene neanche dai, la Via del Sale ha fatto tutto. L'ingrediente oltre alla carne principale è il sale che permette le spezie, che permettono di conservarlo e di dargli comunque quella nota aromatica molto delicata che però caratterizza il prodotto. Sapete perché i romani hanno sconfitto Annibale? Perché erano bravi, avevano imparato qui, no? a conservare la carne di maiale e quindi avevano queste proteine che in qualche modo rendevano l'esercito sempre pimpante. Bene, io vi ringrazio, è stata una giornata molto interessante ma anche un po' faticosa. Io vorrei chiedere ospitalità qui al Castello Malaspina di Varzi e sì, io mi ritiro nei miei appartamenti qua e ringrazio Gianco. Immagino sarà una serata molto interessante, grazie.